Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, all'interno di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo su Dota 2. Dota 2, per chi non lo conoscesse, è un gioco strategico il quale si basa principalmente su un importante obiettivo, ovvero quello di conquistare gli innumerevoli obiettivi che ci ritroviamo davanti, denominati torri, con i nostri 5 eroi che si fronteggiano l'uno davanti all'altro. In questo caso oggi impersoneremo un piccolo macellaio, eccolo qui, guardatelo qua, Pudge, in compagnia dei nostri 4 eroi che andranno a popolare le altre lane. Andiamo all'attacco. È un gioco che ho acquistato circa 5 giorni fa, ho avuto modo di effettuare circa 6-7 partite e questo è il personaggio che mi è piaciuto di più, quindi proverò a utilizzarlo nella maniera migliore. Non sono molto pratico, però è uno dei quali che riesco a giostrare meglio. Al mio fianco c'è Xlins, guardate un po' che figo questo personaggio, molto diverso da noi. Noi utilizziamo più una tattica diversa perché ogni personaggio all'interno di questo game ha un suo ruolo, come ovviamente potete prendere spunto da League of Legends, un gioco molto simile adesso. League of Legends assomiglia molto in alcuni aspetti. Potete notare che il nostro personaggio ha delle abilità fondamentali che lo caratterizzano in basso a sinistra, ovvero forza, agilità e intelligenza, le quali lo renderanno unico ed inimitabile nella battaglia. Queste abilità, attenzione, attenzione, ecco che stanno iniziando ad attaccare il nostro piccolo alleato, andiamocene, andiamocene. Queste abilità nel momento in cui andranno potenziate ovviamente conferiranno dei bonus al nostro personaggio, potete dare un'occhiata appena adesso. La forza è l'attributo primario, l'agilità e l'intelligenza. Nel corso della partita andremo a sbloccare, come in tutti i giochi del genere, delle monete, le quali verranno investite in delle, come possiamo chiamarle, in dei miglioramenti per il nostro PG. In questo caso il mio Pudge, questa sorta di macellaio un po' ricamato con la stoffa, guardate un po', è tutto consumato nelle spalle e anche nel davanti, tutto l'intestino che gli fuoriesce di fuori, eccolo qui. Possiamo investire dei soldi, i quali verranno guadagnati sia uccidendo i creep, questi omettini davanti a noi, che uccidendo gli avversari, in dei potenziamenti utilizzabili nella maniera più intelligente a secondo del personaggio. Allora, analizziamo intanto le abilità. L'abilità principale di Pudge, secondo me una delle più efficaci, è il gancio, questa sorta di uncino che viene lanciato entro questa portata per afferrare un bersaglio e finirlo poi sotto le sue grinfie. E una seconda abilità utile per far fuori l'avversario è la W putrefazione, la quale emette un gas nocivo che in pratica rallenta l'avversario e addirittura lo danneggia. Innanzitutto ci conviene stare molto attenti a questa abilità perché danneggia anche il Pudge stesso, quindi è utile utilizzare l'abilità ammasso di carne, ovvero la E, un'abilità che aumenta praticamente la resistenza ai danni magici. Andiamo avanti, attenzione, maledizione, ci stanno facendo affettine, oh mio Dio. Eccoli qui, i creep che ci hanno tolto un po' di vita. L'ultima abilità, ovvero la R, lo smembramento, è utile nel corpo a corpo per smembrare proprio il nemico e effettuare dei danni critici, ma soprattutto dei danni permanenti nel tempo. Ok, dopo aver dato uno sguardo al nostro personaggio possiamo notare in basso a destra gli oggetti che possono essere acquistati nel gioco e i quali, come vi ho detto prima, conferiranno dei bonus. Il nostro personaggio è un combattente, quindi ha bisogno di innumerevoli punti di forza e gli oggetti appunto sono relegati a questo obiettivo principale. Allora, vediamo un po' di fare a pezzi queste dannate catapulte che stanno un po' rompendo le scatoline, però nel momento in cui ci avviciniamo ecco che gli avversari si fanno sentire. Utilizziamo la nostra pozione, il balsamo curativo, in modo tale da aumentare la nostra, come possiamo dire, i nostri punti vita. Attenzione, vediamo se riusciamo a beccarlo. Ole! Beccato in pieno l'avversario e fatto fuori immediatamente con un bel attacco di Pudge. Ottimo, abbiamo spaccato la testa, il gioco è anche un po' bizzarro. Cerchiamo di aumentare l'ammasso di carne, bene. Inizialmente ragazzi, se non avete idea come comprare gli oggetti, vi sono delle guide molto dettagliate, posso darvi il link in descrizione. Mobfire è uno dei siti migliori per quanto riguarda le guide, ovvero lo studio del personaggio. Bene, io direi adesso di acquistare un po' degli stivali, perché a piedi scalzi è davvero un po' brutto, vedete un po'? Piedi scalzi, simbolo di sporcizia. Quindi prendiamoci i nostri stivaloni, eccoli qui, vediamo se riusciamo a trovarli, meglio scrivere qua in alto. Stivali della velocità conferiranno al nostro personaggio 50 punti di velocità che verranno accumulati qui in basso. Bene, allora avanziamo verso la terra dei Radiant. Guardate un po' l'aspetto paesaggistico del gioco come cambia. Qui ritroviamo dei ruscelli, ma soprattutto anche gli alberi assumono un carattere diverso, ovviamente è diverso da ciò che ritrovavamo in precedenza. Attenzione, che è un totem. Oh mio Dio, scappiamocene. Via, 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 amico mio.
Siamo 3, possiamo farlo il ragazzo, però mi sa che ha preso di mira noi e il nostro amico con più vita perché non ci aiuta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, io direi ragazzi di ritornare in base in questi casi, non abbiamo modo di fronteggiare l'avversario. Andiamoci, diamocela a gambe. Forse noterete una qualità audio diversa, proprio perché le cuffie che avevo prima quest'oggi non l'ho potuto usare, le ho dovuto prestare a un amico. E visto che avevo l'headset 7.1 Dolby Surround, ho voluto utilizzarlo, soprattutto per gustarmi i lupetti, guardate un po' che ululano in queste ore della mappa, ore del gioco. Potete vedere che siamo di notte alle 6 del pomeriggio, 6 di notte scusate. Abbiamo anche l'occasione di guadagnare queste belle scarpe che le abbiamo messe per adesso in una sorta di magazzino temporaneo, le quali verranno prese appena entreremo nell'area di gioco, nella pool, scusate, viene chiamata di solito pool, non so perché non assomiglia di molto a una piscina, però consideriamola tale. Bene, allora vediamo un po' che cosa possiamo comprare. Guadagniamo la vita necessaria. Fatemi pensare un attimo. Allora, abbiamo quello che abbiamo bisogno. Vendiamoci questo dannato alberello. Io direi ragazzi di specializzarci un po'. Eccoci qua, il bastoncino magico. La bacchetta magica, come potete ben notare, è una bacchetta appunto che permette di accumulare al suo interno della maledizione, non ricordo il termine, delle cariche di energia, le quali conferiranno al nostro personaggio nel momento in cui clicchiamo una sorta di potenziamento della nostra vita e dei nostri MP, ovvero del nostro mana. Ok, raggiungiamo immediatamente la nostra torre perché gli avversari già si addentrano all'obiettivo principale. Andiamo Pudge, vediamo, ecco un po' lentuccio il nostro personaggio. Ah ragazzi, una cosa che ci tenevo a dire, attenzione un attimo ragazzi, perché qua gli stronzetti si fanno vivi davvero molto velocemente. La catapulta qua davanti a noi. Ok, maledizione, eccolo qua lo stronzo, vieni qua, dove credi di andare? No, dannazione, l'abbiamo sbagliato. Molto difficile, basta prendere la mano però. Ok, ci diamo questi ultimi creeper, guadagniamo i soldini. Bene, ragazzi, l'interazione con il paesaggio è davvero fantastica, possiamo addirittura divorarci gli alberi per aumentare la nostra vita, fantastico. Il gioco lo trovate al prezzo di 24,99 € sul sito dota2.com, potete acquistarlo oppure inviare una richiesta di pass nel caso vogliate provarlo gratuitamente. Andiamo, attenzione, maledizione, scappa Pudge, abbiamo accumulato alcuni oggettini, alcune cariche di energia utili, benissimo. C'è un po' di lag nella partita, probabilmente sarà colpa della connessione. Ok, attendiamo qui. Innanzitutto stiamo pronti per l'acquisto di un oggetto di fondamentale importanza. L'urna delle ombre permette di accumulare al suo interno delle anime avversarie per utilizzarle al fine di guadagnare mana. Ok, innanzitutto ragazzi vi volevo aggiornare su un fatto. Andiamocene via, non è il posto per noi questo. Nel momento in cui guadagneremo questa bella urna delle ombre saremo fortunati, però ancora non l'abbiamo ottenuta, meglio tornare in base. Intendevo dirvi, nel momento in cui carico gameplay di Magic o di League of Legends, mi fa davvero molto piacere che voi scrivate dei commenti per quanto riguarda non so, giocare una partita insieme a me. Mi farebbe davvero molto piacere giocarla con tutti voi, solo che a volte non riesco a seguire tutti i commenti. Quindi se intendete fare una partita su League of Legends, su Magic the Gathering o anche Dota 2 per chi lo avesse, invece di scrivere dei commenti nel video potete benissimo inviare un messaggio intitolato Magic, League of Legends, Dota, sfida, con il vostro nome di Steam. Io capisco che volete giocare con me, vi accetto, vi aggiungo al mio gruppo e possiamo giocare tranquillamente senza nessun ritardo e senza nessun problema. Bene, detto questo andiamo avanti. Allora, hanno attivato delle rune delle rapidità, mamma mia, queste vengono di solito posizionati degli oggetti nella partita, eccoli qua, questi segnati da questi punti interrogativi che permettono di aumentare le skill del personaggio. Ok, andiamo avanti, diamo un'occhiata allo status, eccolo qui, uccisione 1, morte 0, ce la stiamo cavando abbastanza bene per essere la mia
ottava partita. Ecco il teamfight ragazzi, il combattimento è stato avviato dagli avversari, comunque noi specializziamoci su questa lane per evitare che gli avversari distruggano immediatamente la torre. Il gioco è molto bizzarro, vedete un po' ha spaccato la testa, un po' questi sarcasmi sulle uccisioni. Vediamo un po', le 10 di sera, anzi no, quello è il tempo, le 2 di notte, scusate ragazzi. Vediamo un po', ragazzi comunque non credo, attenzione, guardate questo. Vediamo un po', oh c'è Hoffman ragazzi, salutiamo Hoffman e salutiamo anche il suo canale. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a beccarlo ragazzi, un attacco di dietro. No, dannazione, si è messo lo stronzo davanti. Via, diamocela a gambe. Bene, allora, vediamo un po'. Uccidiamoli. Dobbiamo stare sempre a distanza perché entrambi attaccano da lontano. Ma qualcuno che ci dà una mano, vediamo se possiamo richiedergliela. I need help. Mamma mia ragazzi. Vediamo se qualcuno arriva qui giù. Guardate, questo qua mi sembra più un dottore, uno scienziato pazzo. Sniper è un cecchino, però gli unici cecchini che io reputo tali su Dota sono le torri, hanno una mira spettacolare. Attenzione. Eccoci qua. Finalmente siamo stati aiutati da qualcuno. Ok, andiamo. Ehi. Bene, andiamo. A quanto pare è riuscito a ritirarsi. Potenziamo la nostra abilità principale. Ok. Avanziamo. Tutti qui in questa bot. Ok. Vediamo se riusciamo a raccimolare qualche altro punto, ma vediamo se possiamo comprare finalmente la ricetta dell'urna delle ombre. Perfetto, così nel momento in cui un avversario sarà ucciso l'anima sarà raccolta lì dentro. Torniamo, non è il posto per un macellaio. Attenzione, eccoli là ragazzi, vediamo se riusciamo a beccarli. Vediamo se riusciamo a prenderli, è una cosa fantastica. Niente, ci abbiamo provato. Torniamo indietro. Ok. Non abbiamo alcuni elementi magici utili. SS, qualcuno manca. Maledizione. Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo. Bella. Siamo riusciti a dare una bella arpionata alla torre. Però io direi che è il momento di ritornare in base. Il galletto? Ecco il galletto che segna l'entrata del giorno. Ok, ritiriamoci un attimo in base per raccogliere il nostro jet e ci ribecchiamo. Eccoci ragazzi, la partita si è un po' evoluta. Eccoci in un nuovo team fight con il nostro fantastico personaggione che a quanto pare se la sta cavando benissimo. Vediamo un po' quello che siamo riusciti a combinare. Abbiamo comprato finalmente l'oggettone che necessitavamo. Attenzione. Mio Dio, questi ci fanno a pezzi. Siamo soli contro a tutti. Via. Andiamocene a gambe, diamocela al gambe ragazzi. Oh mio Dio, ci hanno bloccato. Maledizione, questo personaggio quanto non lo sopporto. Comunque ce la siamo cavata abbastanza bene. Siamo riusciti a far fuori un nemico, però adesso ci stanno davvero invadendo la torre qua giù in bot. Ce la stanno davvero distruggendo. Vediamo un po' cosa potenziare. Anche se perdiamo questa partita non è importante ragazzi. Voglio fare questo gameplay soprattutto per farvi conoscere il game, soprattutto per sapere che cosa ne pensate ovviamente del game stesso, così posso regolarmi un po', vedere un po' se avete intenzione, se vi piace caricherò altri gameplay oppure altrimenti lascerò perdere. Allora continuiamo, bene. Addentriamoci in questi ultimi territori. Ormai non riusciamo più a guadagnare un vantaggio sugli avversari. Oh mio Dio, ecco che hanno evocato qualcosa, un totem, vediamo che cos'è. Lapide, una lapide che a quanto pare sputerà fumo. Ecco che continuano ad attaccarci, cercano di risucchiare qualcosa da noi. Oh, maledizione. Andiamo di fare fuori questi brutti stronzetti qua davanti a noi. Meno male che possiamo utilizzarli. Eccomi ragazzi, scusate un attimo, probabilmente le cuffie si sono scaricate mentre appunto registravo, quindi non ho avuto modo di bloccare questo processo, e a quanto pare adesso sono sotto carica e sono praticamente riuscito a tornare in game. Bene, a quanto pare siamo stati fatti fuori, però non me lo immaginavo. Attenzione, abbiamo fatto una brutta cosa, torniamocene indietro. Ma perché dannazione, torniamocene via. Queste dannate sirene che abbiamo davanti. Via. Stiamo resistendo abbastanza, però il nostro personaggio è riuscito a fare anche un assist, una bella uccisione. Date le condizioni della partita ce la stiamo cavando abbastanza bene. Comunque l'importante, come dico sempre ragazzi, è divertirsi. Allora compriamo ciò che abbiamo bisogno per completare la nostra collezione. I nemici sono in base, guardate un po', se la stanno davvero spassando. Dopo aver dato quindi un'accurata descrizione
descrizione del gioco. Spero che abbiate capito un po' di cosa parla questo game, però pian piano che caricherò gameplay capirete sempre meglio. Allora, vediamo un po', ecco che gli avversari si addentrano nel territorio appunto nemico. Vediamo un po' se possiamo avvicinarci con la nostra abilità. Avanti, 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 avanti. Però da soli non possiamo far niente, ragazzi, ci lasciano soli i nostri compagni, maledizione. Avanti, risorgeremo a breve. Vediamo, ma sono davvero dei mostri questi avversari, mamma mia. Guardate che figo però questo leoncino marino che abbiamo nella squadra, sta dando proprio il tutto per farsi avanti. Comunque, una partita che praticamente non si sta evolvendo nella maniera che desideravo, però è stato più un video introduttivo, ragazzi, per farvi conoscere il game, quindi non so, farvi dare un primo sguardo a questo game. Non so se avete intenzione quindi di acquistarlo e magari volete fare qualche partita, sapete dove trovarmi. Vediamo se possiamo intercettare quest'ultimo attacco, ma che a quanto pare è molto dura. Ecco qua, guardate un po', guardate quest'ultimo stronzetto che si fa avanti, ecco il nostro attacco fenomenale che lo colpisce e lo fa intronare, attenzione. E questo è, guardate un po', questo attacco della sirena, una sorta di canto celestiale, fa addormentare praticamente tutti coloro che ci stanno intorno. È praticamente l'unica cosa da fare quando viene effettuato questa sorta di non so neanche come chiamarlo, questo canto. L'unica cosa è pregare, perché appunto non è possibile muoversi. Però a quanto pare un contrattacco c'è, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Guardate un po', ecco che la sirena tenta di fuggire, ecco il gancio, la riportiamo indietro e la mettiamo sotto la retta via. No, 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 guardate che veloce. Maledizione, maledizione, forza Pudge, corri, dannato. Gli abbiamo comprato le scarpe apposta. Il gancio adesso mi sa che fa poco, prendiamo questo dannato. Eccolo qua. Olè, siamo riusciti a spaccargli la testa. Ottimo attacco, grande Pudge. Come vi dicevo, ragazzi, non sono molto pratico in questo gioco, sto giocando da pochi giorni, devo ancora prendere la mano. Comunque, se non sbaglio, non fraintendetemi, ma mi sembra che questo personaggio assomigli molto ad Amumu su League of Legends. Allora, Amumu aveva il pianto come W, il pianto come seconda abilità. Come prima abilità aveva quella foglia che si lanciava al di sopra dell'avversario, però in questo caso lui lo tira verso di sé. Su League of Legends Amumu andava sull'avversario. E poi vabbè, come altra abilità non è che c'è molta come possiamo dire, non c'è molta connessione, però qualcosa c'è. Allora andiamo avanti. Abbiamo comprato appena adesso gli scarponi della potenza e come potete ben vedere sono stati selezionati secondo la nostra skill principale, ovvero la forza. Possiamo anche cambiarli, come potete ben vedere, in stivali dell'agilità e addirittura dell'intelligenza, per modificare le abilità che sono necessarie. Allora andiamo avanti. Bene Pudge, grande amicone. Siamo ancora sul pari, ragazzi, ce la stiamo cavando bene nonostante i nostri compagni di squadra che stanno facendo un po' di fiasco, però non si sa mai, può essere che riusciamo a riprenderci. Andiamo, che cosa c'è qui? Un raduno delle pulci, mamma mia. Vediamo un po' dove è l'avversario, lo stiamo inseguendo a tutta manetta. Vediamo un po', si sta avventurando nel fiume qui a destra. Qui c'è il Gange, ragazzi, un fiume più scuro di questo mai visto. Andiamo, 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 andiamo. Inseguiamolo, dannazione, eccolo qui. No, 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 maledizione, la sirena ci ha stunnato, mannaggia. Ci ha fatto venire, guardate un po' quello che sono riusciti a evocare. Gettiamoci nella mischia, vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Ok, siamo riusciti a fare fuori la prima sirena. Bene, 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 andiamocene via. Ci inseguono tutti, ma come hanno fatto a far fuori tutti i nostri alleati? Mamma mia, ragazzi, cioè li hanno spezzettati. Eccoli qua, andiamo, 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 andiamo. Dannazione, ma ormai il nostro Pudge non ha altro che un po', gli dobbiamo fare una bella lapide qui, ecco che sprofonda nel terreno. Ok. Allora, un'altra cosa molto importante, ragazzi, qui il livello non termina al 18 come su League of Legends, aumenta finché non vengono potenziati anche gli attributi qui sulla sinistra. Comunque, ragazzi, spero di avervi intrattenuto abbastanza con questi 20 minuti di video circa. La partita ormai non credo che verrà più ripresa, comunque è stata una partita non molto competitiva, soprattutto perché volevo farvi capire di che pasta era fatto questo game, soprattutto per farvelo conoscere e farmi sapere la vostra opinione. Spero, ragazzi, di aver chiarito la questione per quanto riguarda Magic e anche League of Legends. Se avete voglia di giocare, inviatemi un messaggio con scritto il nome del gioco e sfida. Io capisco che volete giocare e allora possiamo divertirci come meglio possiamo. Allora andiamo, 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 via, 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 via. Il nostro Pudge è stato bloccato, ma quello che è una sorta di Peter Parker, ragazzi. Oddio, ci hanno fatto nuovamente fuori e ormai ovviamente la partita è terminata. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti, alla prossima.